Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora siete anche voi, immagino, angosciati, terrorizzati dall'esordio dei mondiali suprematisti, i mondiali dell'esclusione, i mondiali delle destre internazionali. Ora, ho fatto una colazione etilica, sto riportando il racconto medio del mainstream sui mondiali di calcio che iniziano oggi, come sapete, in Stati Uniti, Canada e Messico, ma ovviamente il focus sono gli Stati Uniti dell'orco Trump, che ormai per loro signori sono una sorta di variante oltreoceano del Terzo Reich. E seriamente il racconto mediatico di questi giorni è impostato attorno a uno scandalo inaccettabile, attorno al fatto che a un mega evento non solo sportivo ma di intrattenimento mondiale, di richiamo mondiale, come i campionati di calcio, ci siano delle procedure di sicurezza. È incredibile, mi rendo conto, è inaccettabile, una cosa che forse si era vista davvero solo negli anni 30 bui, no, del Novecento, per cui le delegazioni sono costrette anche a code per essere controllate, a perquisizioni, a volte ad aprire addirittura valigie e zaini. Insomma, siamo a un passo da Buchenwald probabilmente. Questo è seriamente il racconto di giornaloni, opinionisti vari e avariati sui mondiali. Ora, ovviamente, nel mondo reale è una buona notizia il fatto che in un maxi evento del genere ci siano maxi evento che in quanto tale è un catalizzatore per le velleità del terrorismo mondiale, di chi vuole fare gesti clamorosi, che abbiano eco mediatica, e quindi è un'ottima notizia che ci siano procedure di sicurezza all'opera e che non possa entrare chiunque con zero controlli e si possano introdurre ammenicoli, bombaroli a caso. Ma no, per loro signori invece è un chiaro indizio di fascismo. E non è un modo di dire, forse la vetta massima l'ha raggiunta il manifesto, che ha proprio titolato ieri al via il mondiale suprematista. Si parla di mondiale dell'esclusione, quando tra l'altro sono i primi mondiali allargati a 8 squadre. Tra gli altri debuttano squadre come Capoverde, Giordania, Uzbekistan e Curaçao. No, mi sembrano mondiali, come dire, suprematisti, focalizzati sull'esclusiva presenza dell'uomo bianco. Tra l'altro il CT dell'Uzbekistan è Fabio Cannavaro, il capitano dell'ultima Italia che vinse il mondiale, non sembra, è un'era geologica fa, che è stato soggetto a queste procedure e ha detto di fronte ai microfoni dei colleghi che gli chiedevano, vibranti dello scandalo in corso, ha detto che ha assistito a controlli normali a cui assiste sempre quando viaggia negli Stati Uniti, da anni che non ha riscontrato alcuna anomalia, anche perché, se vogliamo proprio essere precisi, è appunto da lustri, neanche anni, che negli Stati Uniti ci sono procedure di sicurezza molto accorte e rigide. Da quell'11 settembre 2001, per intenderci, in cui qualcosina a New York ci sembra successo. Ma poi ci sono gli episodi che proverebbero questi mondiali ultrarazzisti, no? Molto gonfiati dalla stampa, da Repubblica, dai giornaloni vari e avariati. Il primo ha coinvolto un giocatore dell'Iraq, Ayman Hussein, che prima di avere il timbro sul visto all'arrivo è stato interrogato dagli agenti dell'immigrazione. No, mi si stringe il cuore solo a dirlo, è stato addirittura interrogato. Come dire, una pratica veramente da SS. Si è poi dato grande scandalo sull'arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan, a cui alla fine è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti, e per tutta la giornata di ieri si è detto, per chiari istinti razzisti contro i somali, peraltro, come se, come dire, fosse particolarmente rilevante questo elemento. Poi, nella serata di ieri, si è scoperto che è stato negato questo visto a causa, dicono fonti della Casa Bianca, di legami con presunti membri di organizzazioni terroristiche. Capite che se ci sono legami con presunti membri di organizzazioni terroristiche, io sono contento che questo signore non partecipi ai mondiali, non si aggiri nelle strutture piene di civili, persone, non mi sembra una dimostrazione che c'è il fascismo in America.
Si è poi fatto un gran can sul fatto che tra le delegazioni particolarmente attenzionate, che hanno avuto procedure più lunghe, figura la delegazione iraniana. Beh, scusate, anche questa mi permetto di dire che è una non notizia, essendo la delegazione di un paese in cui tecnicamente gli Stati Uniti d'America sono in uno stato di guerra, insomma, che si faccia qualche controllino in più rispetto alla delegazione del Portogallo o dello stesso Uzbekistan di Cannavaro, mi pare anch'essa una non notizia, non un sintomo dei mondiali razzisti. Per riassumere questa narrazione pazzotica sui campionati di calcio, riportiamo una perla del suddetto manifesto, che su questo tema effettivamente in grande spolvero, che suona così: questo processo di esclusione operato dalla FIFA attraverso i campionati di calcio affonda le radici nell'assegnazione dell'edizione del 34 all'Italia fascista, che secondo l'allora presidente Rimè era un esempio nel mantenere l'ordine pubblico col pugno di ferro. Cioè il fatto che la delegazione iraniana sia stata controllata, un arbitro sospetto di legami con organizzazioni terroristiche non sia stato fatto entrare e qualcuno abbia dovuto subire dei controlli, rimanda all'edizione del 34 nell'Italia fascista. Non ho parole all'altezza per commentare questo delirio, mi limito a riferirvelo e a condividere con voi l'ansia insopprimibile perché oggi iniziano i mondiali suprematisti. Grazie a tutti, vi aspetto stasera